Le condizioni di vita di chi vive e lavora nel carcere San Pio X sono tra le peggiori del Veneto. Il paradosso è che il sistema a Vicenza era stato elogiato tra i tanti dopo l'inaugurazione del padiglione costato 10 milioni di euro 2 anni fa e che avrebbe dovuto ospitare 2 nuove sezioni. Soldi spesi, celle vuote perché i sistemi di automazione non funzionano. Le finestre sono state saldate male e sono pericolanti. Ci sono delle situazioni estremamente gravi, ad esempio dove c'è un quadro della corrente, c'è il climatizzatore che perde acqua e l'acqua vicino al quadro della corrente. Se succede un qualcosa in uno dei padiglioni, un agente deve fare 4 piani per andare in soccorso al collega o per qualsiasi altra esigenza perché le automazioni delle porte non funzionano. Dopo il carcere di Montorio, dove si è consumato l'ultimo suicidio, i parlamentari del Carroccio del Veneto hanno fatto visita a Vicenza. A breve porteranno una relazione ai colleghi della Commissione Giustizia. Chi lavora in carcere denuncia una situazione disumana per le condizioni di sicurezza che non ci sono e gli orari di lavoro con straordinari di 2-3 ore ogni giorno. Noi realmente avremo bisogno di forza lavoro intendo poliziotti penitenziari che possono garantire quel minimo istituzionale previsto dalla Costituzione, il riposo, le ferie, cosa che oggi con molta fatica si riesce a garantire. La struttura ospita oggi 245 detenuti, la capienza sarebbe di almeno 286, ma 102 celle sono chiuse, facile fare la proporzione. La struttura è in regime aperto, i detenuti dalle 8 del mattino alle 20:30 di sera girano liberamente, ma gli agenti non hanno cellulari, non hanno armi, non hanno taser, solo citofoni, molti sono fuori uso e il loro stipendio è pari a quello di un impiegato. Le istituzioni vanno avanti grazie ai sacrifici del personale, ecco, e rinunce.